Buonasera a tutti ragazzi, chiudiamo la serata con il film dell'Esorcista. In effetti questo filmato del 1973 è stato l'unico vero film horror più famoso dei tempi. Anche oggi nel 2019 resta un film di culto, di storia diciamo cinematografico ragazzi. Quindi anche se sono passati tanti anni rimane uno dei film più davvero inquietanti da come è stato fatto, quindi ancora tutt'oggi resta uno dei film diciamo che fa più paura secondo me. In effetti anche questo film è stato diciamo un po' designato come la maledizione del film. In effetti anche qui ci sono un sacco di segnalazioni da parte del regista e del cast che ha fatto il film. In effetti Linda Blair, come ben sapete, che ha fatto la parte della ragazza Regan McNeil, in questo film ha fatto delle dichiarazioni. In effetti, durante lo spettacolo dei Crampi, la stessa Blair ha gravemente danneggiato le sue ossa della parte bassa della schiena. Poi, dopo le riprese, un grave incendio ha distrutto l'intero set, tranne il letto dove, diciamo, lei stava lì. Diciamo, la maggior parte del film è concentrato su quel letto. Si è distrutto tutto, l'incendio è distrutto tutto, il letto però no, strana cosa, quindi ha preso fuoco tutto, ma il letto no. Molte persone credevano che fosse dovuto giustamente alle forze oscure, altri hanno detto fosse un fatto, diciamo, accidentale, però il dubbio è rimasto lo stesso. L'esperto di cinema Colin Corrigan concorda anche sul fatto che alcuni film, secondo lui, sono afflitti da fenomeni insoliti. Diciamo che i film, secondo lui, legati all'occultismo, molto spesso hanno a che fare con strane cose che accadono sul set oppure attori o membri dell'equipaggio che girano le scene. Quindi anche diciamo l'attrice Ellen Burstyn che interpretava la madre della ragazza durante diciamo, l'esecuzione della bravata quando la figlia la getta dal letto diciamo la respinge così forte che nonostante i cavi di sicurezza davvero si fa male questa, quindi alla fine quando la sbatte lei ha diciamo, i fili di sicurezza attaccati per non farsi male, però nonostante ciò quando la spinge questa spinta è così forte che si è fatta davvero male. Quindi diciamo che addirittura hanno detto i ragazzi, quelli che sa quando fanno le scene, tutti quanti insieme, credo davvero che il diavolo esista, ha detto il regista, perché qua accadono davvero cose strane. Ma sentite ancora ragazzi, questa l'ho trovata proprio davvero proprio sul finale della serata. In effetti ci sono tanti incidenti che coinvolgono questo film, che la gente iniziò presto a parlare della maledizione dell'esorcista. In effetti l'attore Jack McGoran, che ha interpretato il personaggio di Burke Denning, secondo la sceneggiatura, muore mentre si prende cura di una ragazza ossessionata. Si è ammalato di grave influenza e dopo poco le riprese ha avuto un infarto fatale. Sentite qua ragazzi, non finisce qua. L'attore Vasilik Maliaros, che in precedenza non aveva recitato in film ed è finita sul set così per caso, ha interpretato il ruolo della madre morente del prete padre Carras, che ricorderete, no? La signora è morta dopo le riprese. Stava bene, infatti la sua morte è stata naturale, però dicono tutti che la donna non aveva, cioè il film ancora non era andato il tempo di andare a noleggio che la signora, cioè in cinema, la donna già era morta e poco prima, ragazzi, era vivace e stava in salute, quindi vabbè, andiamo avanti comunque, non finisce qui. Jason Miller, che interpretava lo stesso padre Carra nell'Esorcista, è sopravvissuto a una tragedia familiare. Infatti, durante le riprese, suo figlio si è schiantato mentre era in sella a una moto.
Poi sono morte prima della pubblicazione del film il nonno di Linda Blair, il fratello di Max von Sydow, il guardiano notturno del set delle riprese, uno specialista degli effetti speciali e un neonato dell'operatore principale. Queste mo sono persone che partecipavano al film, però in effetti erano, uno faceva il guardiano, l'altro era diciamo lo specialista degli effetti speciali e Nata era un operatore di ripresa, quindi a tutti e tre gli è morto qualcuno, quindi davvero non penso ragazzi che queste siano coincidenze, però andiamo avanti ragazzi, questo l'ho trovato proprio bello. L'attrice Mercedes, che era la voce del demone esorcista, incidentalmente ha portato suo figlio John Mark diciamo a stress, si è molto stressato questo ragazzo. Questo suo figlio si suicidò e prima di allora uccisa sua moglie e due figli. Quindi pensate un po', questa che faceva la voce del demone dell'esorcista, perché non era Linda Blair la voce dell'esorcista, era una attrice che faceva la voce. Suo figlio iniziò ben presto a stressarsi, quindi ad avere uno stress. Si suicidò, ma prima di suicidarsi uccise sua moglie e due figli. Quindi ragazzi, questa era quella che faceva solo la voce dell'esorcista. Poi, dopo l'uscita del film, Paul Bateson, un tecnico responsabile dei riflettori sul set, è stato ucciso in strane circostanze, quindi non si sa come sia morto. Quindi c'ho pure la fotografia di questa bambina con la testa girata e mi fa paura quando vado a leggere subito la torta, quella con la scena. Ci sta la foto con la testa girata, già di te incominciamo bene, qua vabbè, perché ci sta la traduzione, però ci stanno pure le immagini, quindi non l'ho potuta mettere quella perché non l'ho trovata senza copyright, però la sapete com'è. Bravo, non c'è bisogno che metto quella foto lì. Poi, durante le riprese del film, ci sono spostamenti di oggetti che camminano da soli. Quindi, diciamo davvero che sul set era necessaria una vera sessione di esorcismo. Diciamo che le persone che hanno avuto a che fare con questo film hanno avuto davvero, diciamo, una cosa strana. Poi un'altra cosa, ragazzi, che nemmeno io la sapevo, è che durante una proiezione dell'Esorcista nei cinema, e la proiezione di cui parlo è stata a Roma, durante una sessione nell'aria, una forte tempesta è scoppiata con tuoni e fulmini. Poi un fulmine, senti qua, guardate, un fulmine ha colpito una gigantesca croce di 400 anni su una chiesa vicino a questo cinema. La croce fu gravemente danneggiata e cadde dalla cupola. Quindi tanto per dirti l'ultima cosa che è successo, diciamo che davvero ma non si sa. Quindi ragazzi, davvero tante cose sono successe durante queste riprese. Certe cose la verità neanche io le sapevo, come la voce diciamo dell'esorcista. Penso di sì, in effetti stavano proiettando il film nel cinema per la prima volta quando è arrivato in Italia. Quella sera lì c'è stata una forte tempesta e poi un fulmine è caduto su una croce. Guarda caso, poteva cadere ovunque a Roma, no? Ma Roma è grande, dai, Roma io ci sono stato, è grandissima, ragazzi. Va a cadere giusto su una gigantesca croce che stava su una chiesa vicino al cinema. La croce purtroppo è stata gravemente danneggiata e caduta dalla chiesa, dalla cupola. Quindi guarda caso il fulmine durante questa tempesta, che manca a farlo apposta, era la sera che stavano facendo la proiezione del film per la prima volta in Italia. Guarda caso il fulmine ha colpito la chiesa e ha distrutto una croce che aveva 400 anni di vita. Quindi pensate un poco, quella è la prima volta che è arrivata in Italia. Poi come ho detto io ragazzi, io non sapevo il fatto dell'attrice, quella della voce, che in effetti suo figlio è impazzito, poi ha ucciso moglie e figli e poi si è suicidato. Questo non lo sapevo neanche io. Anche il fatto della chiesa non lo sapevo. Sapevo che erano successe un po' di cose strane,
ma non sapevo ad esempio come le fatte, diciamo che il nonno di Linda Blair era morto, il fratello del guardiano notturno era morto, uno specialista degli effetti speciali era morto e un neonato dell'operatore principale era morto. Questo non lo sapevo, sapevo che era successo l'incendio, questo lo sapevo già perché si erano viste cose strane sul set. Queste cose qui le sapevo sul fatto dell'esorcista, ma delle altre cose, il fatto del letto che non bruciò lo sapevo, ma che tutte queste altre cose no. Quindi addirittura l'esperto di cinema, sì, sì, diciamo il regista è finito stressato, ha dichiarato che davvero il diavolo esiste, in effetti c'è scritto che è stato molto male dopo, diciamo che questo film, come dice lui, l'ha segnato in effetti, quindi è stato molto stressato psicologicamente, in effetti addirittura ha detto il diavolo esiste allora. Quindi il regista mo è uno che fa film come Dario Argento ne fa centinaia. Questo film a questo l'ha segnato proprio anche perché giustamente ha detto lui sono successe tutte queste tragedie durante, prima e dopo il film, quindi non sono coincidenze, dice, perché prima del film sono morte tante persone, durante il film sono morte le persone, diciamo, quelle che stavano sul set ci sono morti per puro caso a chi figlia, a chi la moglie, a chi... Quindi diciamo che un po' ci è cominciato pure a credere anche lui. Poi dopo il film ancora altri guai, addirittura il cinema, la croce viene colpita da un fulmine e cade a terra, una croce di 400 anni. Diciamo che l'ha segnato davvero pure a questo qua, quindi ha detto perché io l'ho trovato in russo questo qui, quindi la traduzione dice che credo che il diavolo esiste, dice il regista, quindi è quello che dice, ma ciò che è accaduto sul set mi ha fatto capire tante cose, quindi l'ha segnato un pochino, diciamo, questo film. Quindi secondo me questo non farà più film di paura, sono convintissimo. In effetti dicono, a parte secondo me già io scappavo fatto del letto, io scappavo già lì. Allora, cioè, prende fuoco l'appartamento, no? Il set, come lo vogliamo chiamare? Brucia tutto, il letto no. Ya. Come faccio io a fare più? Chi lo faceva più il film? Io non ci rinunciavo proprio. Cioè, dopo 2 o 3 ore che sta andando tutto a fuoco, il letto non si tocca neanche, non si brucia manco un poco. Che poi se vogliamo parlare, ragazzi, diciamo che l'esorcista, la parte tutta principale si svolge proprio in quel letto, diciamo, quindi è pure strana sta cosa. Quindi com'è? Prende fuoco, è come se adesso qui nella mia stanzetta prende fuoco tutto e il computer aeronautico, è com'è che il computer si è salvato, cioè non si è manco bruciato un pochino, nulla. Cioè non può essere, o brucia tutto, non brucia niente. Poi il letto, ragazzi, sarebbe la prima cosa che dovrebbe bruciare, in effetti, perché dentro ci sta la lana, ci sta tutta quella roba, quindi ci stanno le lenzuola che subito prendono fuoco, quindi è strano che il letto non abbia toccato minimamente. Sì, sì, ha fatto pure il presagio, ma non ha voluto fare più a livello di esorcista, in effetti non ha voluto fare più a livello di questo film qui, in effetti. Lui ha fatto altri film, sì, ma questo qui è quello lì che l'ha segnato proprio, in effetti, ha detto. Gli altri film, pure il presagio, pure ci sono cose che sono successe, quindi diciamo che oramai questo regista è un po' segnato in effetti. Io voglio vedere adesso Omen, il presagio, quando è stato girato per Sfizio, quando l'ha girato lui, il presagio. Sì, ma l'ha fatto molti anni dopo, quindi l'ha fatto il 2006, quindi molti anni dopo, quindi non è che l'ha fatto subito. Quindi l'ha girato molto molto il 73 2006, non è che l'ha fatto subito. Adesso sono andato a vedere Omen il presagio. Sì, sì, allora. No, effetti, aspetta un attimo, sto guardando. 2006, 2006. Allora. No, no, non è lo stesso regista, no, no.
No, no, non è lo stesso regista. Allora, fammi vedere. Regia Johnny Moore. Sceneggiatura David Seltzer. Fammi andare a vedere adesso. Voglio guardare un attimo l'esorcista per sfizio. L'esorcista. Fammi vedere 1973. Voglio vedere chi è il regista. No, no, non è lo stesso. Avvocate, sì, no. Non è lo stesso, no. In effetti è stato girato da William Friedkin. No, non è lo stesso regista, no. The Omen, il presagio l'ha fatto un altro, no, non è lo stesso. Pareva strano che mi ricorda, ha fatto altri film, ma non più di paura, ragazzi. Quindi il regia William Friedkin, quindi Stati Uniti d'America paese di produzione. La versione integrale è 132 minuti. Sì, fotografia, montaggio, effetti speciali, musica e scenografia. Poi ci stanno gli interpreti, Linda Blair, Ellen, Jason Miller, sì. Sì, sì, in effetti sì. Vabbè, avvocato, tu controlla sempre sotto al letto, comunque. Quindi metti il film, mi raccomando, adesso, chiudi la stanza e difendi. Quindi chiudi tutto bello buio. Accendi la cassetta, se non ce l'hai te lo mando io via WhatsApp, lo scarico un attimo e te lo mando. Se c'è qualcosa, a cominciare a correre, avvocate. Mamma mia, non c'è sta niente, avvocate. Vabbè ragazzi, dai, vi auguro buona serata, quindi adesso fate la cosa giusta, andate nel letto, chiudete la porta, mettete un film di paura a scelta, però scegliete sempre qualcosa che vi rimane impressionato, se no poi non è giusto che scegliete un film così, capito? Quindi che ne so, regista, potete scegliere anche la versione integrale oppure l'eretico, quindi potete andare su Omen il presagio, ma Omen è troppo un po' troppo no, non va bene, non va bene. Tenun, vi consiglio Tenun. Quindi questo Tenun anche ha una bella storia. Oppure ragazzi ce l'ho, L'evocazione del male. Me la so visto, è bellissimo. Quindi Tenun sì, l'ho visto, è bellissimo, quindi lo consiglio vivamente. Quindi io faccio le recensioni su Google Maps, però voglio fare le recensioni per il film 5 stelle, ragazzi. Come l'esorcista, ci mettiamo un 5 stelle. Sì, te non... Sì, mi sa che me lo vedo. Infatti, me lo rivedo, quindi io lo so già, però me lo rivedo, sì, sì. Così sto bello, mi rilasso un po', me lo vedo e poi vado a dormire più tranquillo, capì? A me mi fa l'effetto contrario. Poi sto bello nella stanzetta, bello chiuso qui, bello tranquillo e vedo bello tutto il film come dico io. Però lo vedo. Lo vedo, in effetti, sì. Ma io ti voglio far vedere, io non dico bugie, mira. Io da qui, guarda, è tutto scuro, guarda. La stanzetta è questa qui, vedi, eccolo qui. Quindi tutto bello buio e io poi mi vedo, diciamo, qui nella cameretta, diciamo, il film. Vedi, è tutto buio qua. Quindi vedi, allora questo è il computer, guarda, qua ci sta il ventilatore, qua ci sta il cellulare e vedi è tutto bello buio, guarda, mi giro in tutti i lati e poi ritorno vicino qua, eccolo qua. Quindi così si vedono i film, ragazzi, non si vedono come dite voi, con le luci accese, no, non vale se no. Questa è l'atmosfera giusta, quindi anzi fai una cosa, avvocato, accendi pure una candela vicino allo specchio e accendi la TV. Metti direttamente il film e vai, play. Vabbè ragazzi, vi saluto. Avvocatello già è scappato. Vabbè ragazzi, un saluto, ci vediamo domani, quindi
prima di andare a letto, controllate sempre sotto il letto, dietro le tende, non si può mai sapere ragazzi, quindi attenzione. Avvocati, mi raccomando, controlla prima, serrature, porte, dietro le tende, non si può mai sapere. Quindi ragazzi, vedete, domani sera è 31 ottobre. Domani sera, ragazzi, chiudete bene le porte, le finestre e tutto. Domani sera non è Halloween per me, lo dico in partenza perché io Halloween non ci penso proprio, quindi per me non esiste Halloween. Per me domani sera, dopo la mezzanotte, come tradizione diciamo del sud, noi crediamo che domani sera dopo la mezzanotte arrivino le anime dei nostri parenti, cioè escono le anime dei morti. Quindi domani sera, mi raccomando, come si fa qua ragazzi? Qua che cosa si fa? Vediamo se Avvocatella indovina che cosa usanza si fa domani sera. Quindi se ci sta ancora Avvocatella, quindi io non lo so. Bravo, vedi che ci sei arrivato. Si prepara la tavola, ragazzi. Quindi non è Halloween. Qua si prepara, si mette una tovaglietta, si mette un piatto vuoto, ragazzi, un bicchiere d'acqua, le posate e un fazzoletto. Quindi per far vedere il pane. Quindi per far vedere che avete preparato. Quindi questa è l'usanza ancora che si porta qui. Quindi mettere un bicchiere d'acqua, però l'acqua ci deve stare, le posate, un bel panino e metterlo sulla tavola, quindi quello deve stare lì tutta la notte. Si pensa che l'anima venga qui e vede che noi abbiamo apparecchiato per lui, quindi questa è la cosa del sud in effetti. Anche se noi in effetti nel piatto mettiamo qualche cosa, quindi non mettiamo il piatto vuoto. In effetti, che ne so, domani che ne so, uno ha fatto pasta e fagioli, faccio un esempio, mette il piatto con il pasta e fagioli, mette il bicchiere d'acqua, mette il coltello e forchetta e mette il bicchiere. E ah, si pozzato, lo sapeva, avvocato, tu sei capace ci mettere, vabbè, tu sei capace ci mettere la torta tu. Dice dolce che è il geomettimo dolce, fai tu. Come regalo un primo piatto con le forchette e bicchiere d'acqua, questo basta, è un panino, in senso di accoglienza, quella è la cosa che si fa. Quindi per me non è Halloween, quindi è questo l'usanza del sud Italia, ma credo che, vabbè, Avvocatello metterà pure il dolce perché quello è capace, poi la mattina si sveglia e se lo mangia lei al finale. Quello in effetti poi ragazzi non è che trovate il piatto vuoto, partiamo da questo, quindi è solo un'usanza che si fa, solo che Avvocatello poi si sveglia alle 7 di mattina e vede che ci sta la torta e se la mangia. Dice vabbè, ne ha voluto tu, ma la mangi. È facile ragazzi, che l'Avvocatello perciò vuole mettere il dolce lei. Io ho detto deve mettere il primo piatto, la forchetta e il bicchiere d'acqua, il pane. Avvocatello ha detto subito il dolce, perché ragazzi? Perché la mattina si sveglia e se la mangia lei, il dolce che metterà domani sera, quindi è una scusa per mangiarsi poi, dice, e non l'ha voluta, e che facciamo? Lo buttiamo? E su magnes. Quindi abbiamo trovato il motivo perché Avvocatella metterà il dolce pure, quindi questo è il motivo ragazzi. Quindi non cervellatevi perché è così. La mattina quella vede che il dolce non l'ha toccato, dice non si fa. Dice mica lo possiamo buttare e bababam, su magna. Va bene ragazzi, quindi buona serata, però state accorti, avvocati, guarda sotto Urietta, guarda bene sempre, quindi chiudi la porta bene. Va bene, è inutile che chiudi la porta bene, tanto quello passa attraverso la porta, quindi non ci puoi fare nulla, no, no. Quindi non è il problema di chiudere la porta, quindi quello ci passa attraverso, quindi vabbè, facciamo come la canzoncina, avvocate, afferra il crocifisso e difenditi e sale i fantasmi. Sì, 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 come dice la canzone, avvocate? Un e due, ma penso che la sai la canzone. Però il finale è quello che più mi colpisce, quando dice afferra il crocifisso e difenditi. Lì è proprio il top della canzone che Filastrocca Nightmare, proprio dopo te la mando, dai, perché quella è bella.
Vabbè ragazzi, notte a tutti. Avvocatella sicuramente farà la strada. Vabbè, ok, ci sentiamo ragazzi, notte a tutti.